pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura l'arresto di Vincenzo Pandetta, in arte Nico, finito in manette a Milano. Il cantante catanese, dopo aver pubblicizzato nei giorni scorsi sui social la notizia della sua condanna a 4 anni per spaccio ed evasione, si era sottratto al provvedimento. Pandetta è stato rintracciato in zona Quarto Giaro dagli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile della Questura di Milano. E ancora cronaca, è crollato a Catania il soffitto di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Etneo. La scoperta è stata fatta stamane all'apertura del Palazzo di Giustizia. Il crollo è avvenuto dopo la chiusura, quando nell'ufficio non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sono stati avviati i controlli di sicurezza della struttura. Le cause sono probabilmente da ricondurre a infiltrazioni di acqua dovute alle recenti piogge. E sono 181 i migranti giunti fra la notte e l'alba a Lampedusa, e l'hotspot di Contrata Imbriacola adesso è in piena emergenza. Ospita 939 persone a fronte di 350 posti. Nel cuore della notte, direttamente al molo commerciale, sono giunti 58 benegalesi, somali, egiziani e marocchini. Ad accorgersi dell'approdo sono stati militari della Guardia di Finanza. All'alba, dopo aver soccorso al largo una barca in ferro di 5 metri, un gommone di 7 e un barchino di 5, la Capitaneria di Porto ha sbarcato al molo Favarolo altri 123 migranti. E in chiusura la politica. Nel corso di una riunione operativa, gli 8 deputati eletti nel progetto De Luca sindaco di Sicilia hanno stabilito di costituire 2 gruppi che all'interno dell'Assemblea regionale rappresenteranno Sicilia Vera, Sud chiama Nord. Nel corso dell'incontro è stato ribadito che Danilo Lo Giudice le rivestirà il ruolo di coordinatore dei 2 gruppi parlamentari. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.